cambiata la modalità di fare informazione oggi rispetto al passato? Oggi noi abbiamo innanzitutto un modello di informazione mainstream tradizionale che deve fare i conti con una concorrenza sempre più spietata che non viene all'interno del sistema ma viene dall'esterno del sistema. Mi riferisco soprattutto alla cosiddetta informazione fai da te. C'è un modello negli Stati Uniti che corrisponde al nome di Citizen Journal, il giornalismo cittadino, il modello del reporter diffuso. Sostanzialmente i cittadini sono oggi al tempo stesso produttori di informazione e consumatori di informazione, nel senso che molto spesso producono essi stessi quell'informazione che in passato era di esclusivo patrimonio dell'informazione mainstream. Naturalmente questo crea all'informazione molti problemi e infatti il libro Giornalismi e società è un libro scritto soprattutto per sottolineare l'importanza della mediazione giornalistica. Il giornalismo è unico in questa capacità di frapporsi fra la realtà rappresentabile e il pubblico di massa, pur nella consapevolezza del cambiamento del pubblico stesso. Oggi il pubblico non è certamente più passivo, non è neanche più solo attivo perché molto spesso è anche interattivo e quindi l'informazione dell'era postmoderna deve fare i conti con queste tendenze che sono tendenze di carattere organizzativo, strutturale, produttivo ma anche di carattere culturale.